Di nuovo in diretta, eccoci, ben ritrovati, una lunga diretta quella di oggi. Andiamo subito ad Anguillara perché questa diretta ci permetterà di accompagnare la cronaca fino alle esequie di Stato di Domenico Zorzino, il poliziotto di Anguillara nel Padovano che si è sacrificato per salvare un pensionato caduto in acqua. Vedo già collegata in diretta Valentina Visentin che è sul posto insieme a Cristian Roque Allende. Buongiorno Valentina di nuovo. Non sento. No, non sente il nostro audio. Non sento più la linea. Valentina, vediamo se riusciamo a sentirci o darti Buongiorno comunque... da Anguillara, gli ultimi, sta chiudendo la camera ardente del poliziotto Domenico Zorzino, gli ultimi ad entrare pochi minuti fa il questore di Padova Antonio Sbordone accompagnato dal prefetto di Padova Raffaele Grassi, che si sono stretti in un commovente abbraccio alla famiglia del poliziotto del reparto prevenzione crimine morto venerdì nel tentativo disperato di salvare la vita al suo vicino di casa Valerio Buoso. Pochi minuti fa, dicevamo, sono entrati per partecipare al rosario insieme alla famiglia del poliziotto. C'è stato un lungo abbraccio del questore con il papà e la moglie Sabina di Domenico e poi con il loro figlio di 17 anni. La camera ardente è stata aperta intorno a 12:20 quando qui è arrivato nella palestra comunale di Anguillara Veneta il feretro di Domenico Zorzino avvolto nel tricolore con il cappello della Polizia di Stato posto sopra insieme a due corone di fiori, quella della famiglia e quella della sua seconda famiglia, la Polizia di Stato. C'è stato un via vai continuo di paesani, di tante persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta Domenico, per stare qui racchiusi in un momento di preghiera e di dolore. E poi pochi minuti fa è arrivata anche l'europarlamentare Paola Ghidoni accompagnata da Eleonora Mosco e poi appunto, come vi dicevo, il questore e il prefetto. Ora si stanno preparando tutti i mezzi della polizia perché tra poco qui partirà il corteo che porterà il feretro di Domenico Zorzino in chiesa, dove ci sarà il picchetto d'armi, e poi alle 15:30 l'inizio del funerale di Stato a cui parteciperà anche il capo della polizia. Noi per il momento vi restituiamo la linea perché adesso ci dobbiamo spostare anche noi per andare in chiesa e per potervi raccontare appunto l'arrivo della bara e il picchetto d'armi che ci sarà per rendere onore al poliziotto Domenico Zorzino. Da Anguillara Veneta è tutto, vi restituisco la linea e ci risentiamo tra pochi minuti per gli aggiornamenti. Certamente, grazie Valentina, tra poco dunque ci ricollegheremo con te. Allora avremo possibilità tra poco anche di mostrarvi nuovamente le immagini dell'arrivo del feretro di Domenico Zorzino che da Schiavonia ha raggiunto, come diceva Valentina, la palestra di Anguillara per la camera ardente che è stata allestita in questo spazio ampio in cui molti cittadini hanno potuto rendergli omaggio in queste 3 ore che lo separeranno poi dal funerale di Stato. Per Anguillara è una giornata di lutto cittadino, è un dolore estremamente grande. Questa mattina si sono svolti anche i funerali dell'altra vittima di questo tragico episodio, Valerio Buoso, appunto, il pensionato che Zorzino ha tentato di salvare. Ma prima di vedere il servizio, io saluto e ringrazio i 2 ospiti, 2 rappresentanti dei sindacati di polizia che ci accompagneranno in questa diretta e che ringrazio per la disponibilità. In studio con me Gino Balbinot, consigliere del SAP, storico consigliere del SAP trevigiano. Buongiorno Gino e ben ritrovato. Tanti auguri alle donne che ci seguono. Grazie, grazie infinite. E poi è collegato via Skype con noi Mauro Armelao. Buongiorno Mauro, ben ritrovato. FSP Polizia di Stato. Ciao, ma Gino. poi Ciao Mauro. vedo che vi conoscete, ecco che anche sindaco di Chioggia penso faccia il collegamento proprio dall'ufficio, no? Per cui un altro... il simbolo anche di quello che è il mettersi a disposizione, mettersi a servizio della comunità, no? Anche in un altro ruolo, vero Mauro? Allora, io ho 30 anni polizia, mi sono arruolato a novembre del 1991. Ecco, adesso sono sindaco dal 2021, da ottobre, e quindi conosco benissimo chiaramente i colleghi. Ringrazio anche Gino per la presenza lì in studio. Insomma, è un fatto che chiaramente
colpisce tutta la Polizia di Stato, però un'intera comunità. I funerali di Stato credo siano un esempio, insomma, di quanto importante sia dimostrare la vicinanza a un eroe in divisa che non ha esitato di buttarsi ovviamente nelle acque gelide per cercare di salvare il signor Valerio. Ecco. Quindi io dico sempre: non offendete la divisa, perché un giorno potrebbe salvarvi la vita. Ecco, io dico sempre, anche nei miei interventi pubblici, mi rivolgo in particolar modo ai giovani, che molte volte anche sui social utilizzano delle parole non tanto adatte a descrivere gli appartenenti alle forze di polizia, però questo credo sia un esempio di altruismo non comune. Certamente, e credo che in questi giorni, poliziotti o no, ci siamo messi tutti nei panni di Zorzino, di quello che chiunque di noi avrebbe provato a fare naturalmente di fronte a una scena che lui ha avuto la fatale circostanza di trovarsi davanti. Gino Balbinotto, che impressione le ha fatto tutta questa vicenda, che naturalmente per chi appartiene alla polizia, alle forze dell'ordine in generale, colpisce, penso, ancora maggiormente? Ma credo che debba colpire principalmente per quello che è il simbolo di una persona che muore per aiutare altre persone. Lui in questo momento ha fatto quello che normalmente per un poliziotto è quello di aver bisogno di rappresentare anche quello che è l'incarico che riceve per quella professione, che è quella di salvare le persone, a fronte di quella che può essere un'attività normale. Anche in questo caso, fuori dal servizio, lo stimolo principe è quello di dire: faccio questo perché mi diventa parte comune nella mia vita. E lui lo ha fatto dimostrandosi, come diceva giustamente Mauro, uno degli eroi dei nostri tempi. Credo che debba essere indicativo il fatto che lo ha fatto senza bisogno di essere stimolato a farlo. Cioè la polizia in questo momento è diventata, e spero non lo sia veramente per determinati periodi, ma lo sia per sempre, quella che rappresenta lo stimolo a diventare non degli eroi, ma delle persone che normalmente sono portate a salvare altre vite. E lo ha fatto principalmente mettendo in gioco lui, mettendo in gioco la sua famiglia, che adesso dovrà subire quello che è un trauma per la perdita della persona amata, che può essere il marito piuttosto che il padre di quella che è una famiglia che adesso si troverà veramente a discutere con il futuro. Lo ha fatto e spero che sia più che altro il simbolo che tutti devono intraprendere come un percorso si può vivere ancora facendo dei gesti eroici. Oggi vedo che la generazione attuale, piuttosto che quella più o meno di qualche tempo fa, dimentica quanto sia bello essere partecipi a questa società e arrendersi veramente utili ed essere quella piccola goccia che aiuta tutti quanti a sopravvivere a quella che diventa una siccità importante, che può essere la morale piuttosto che qualcos'altro. Senza dubbio. Allora, andiamo a vedere il servizio realizzato dalla redazione di Padova sui funerali che si sono svolti questa mattina ad Anguillara di Valerio Buoso. È stata una cerimonia, anche in questo caso estremamente partecipata, l'inizio, l'avvio di questa lunga giornata dolorosa per Anguillara di lutto cittadino, in cui poi c'è stato al termine del funerale, verso mezzogiorno, anche il minuto di silenzio che era stato chiesto dall'amministrazione comunale a tutti di osservare, mentre naturalmente nel paese cominciavano ad arrivare le varie autorità annunciate per le esequie di Stato del pomeriggio, tra cui lo ricordavamo, il capo della polizia Giannini e il presidente del Veneto Luca Zaia. Vediamo il servizio. Il lutto e il silenzio rotto dal suono delle campane avvolge la comunità di Anguillara Veneta nel giorno più lungo, che inizia con l'addio a Valerio Buoso. È coperta di girasoli la bara di Valerio Buoso, che entra in chiesa accompagnata dal parroco Don Giampaolo Assiso, del cappellano militare Don Ulisse Zaggia, seguiti dalla sua adorata famiglia. Sul sagrato l'omaggio delle moto e delle auto della polizia, con i colleghi di Domenico Zorzino, la gente che non ha esitato a gettarsi nelle fredde acque del Gorzone venerdì per salvare l'anziano, morto con lui in un estremo abbraccio di bene e coraggio.
Ricorda chi era Valerio Buoso nell'omelia a Don Giampaolo Assiso. Era umile e riservato Valerio, non amava il clamore, amava sua moglie Ada, i figli e gli adorati nipotini. Dava una seconda vita alle cose e aveva l'hobby dei mercatini. La tua famiglia, Valerio, ringrazia ancora quella di Domenico. Commosso il saluto della sindaca Alessandra Buoso. E vogliamo stringerci a voi in un virtuale abbraccio, come Valerio ha fatto con Domenico negli ultimi istanti della sua vita, oggi e per sempre. Grande l'affetto della figlia di Valerio e dei suoi nipoti. Papà, volevamo darti un ultimo saluto e ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi. Vorremmo poter sentire ancora la tua voce, poterti rimproverare per l'ennesima cianfrusaglia raccattata in qualche mercatino e prenderti in giro per le cose vecchie da sistemare che sistematicamente non sistemavi. Nel nostro cuore sarà sempre vivo il tuo ricordo. Aiuta la mamma ad essere forte. Proteggici da lassù. Buon viaggio, papà. E mentre ad Anguillara, attorno alla salma di Domenico Zorzino, Valerio Buoso lascia la chiesa del paese dove ha trascorso tutta la sua vita. Questi dunque i funerali questa mattina di Valerio Buoso. A me aveva colpito, vedendo questo servizio che abbiamo rivisto adesso, la sottolineatura che anche Buoso tutto sommato avrebbe fatto lo stesso. Si sono incrociati i destini evidentemente di due persone estremamente generose. Armelao, abbiamo detto un esempio, un modello per i giovani senza dubbio, ma in generale in un momento in cui non è semplice far comprendere i valori di quello che è il senso civico, un esempio spontaneo portato all'estremo purtroppo. Sì, non è semplice poi far capire queste cose, però credo che uno che indossa, visto che Domenico aveva 48 anni, credo sia entrato anche lui poi giovanissimo in polizia, credo che ormai sia una nostra missione, la missione delle forze di polizia, quello di poter salvare una vita umana, penso sia una cosa meravigliosa. Purtroppo questa storia non è andata a lieto fine, come tutti ci si augurava, come anche lo stesso Domenico, che non ha esitato, ripeto, a buttarsi, dopo aver avvisato, dopo aver allertato i soccorsi, non ha esitato a buttarsi appunto nel gorzone. Ecco, quindi, ripeto, è difficile far capire delle volte ai nostri giovani l'importanza anche di vestire una divisa, di portare una divisa. L'ho detto anche prima, delle volte la gente pensa solo a se stessa, invece è giusto far comprendere anche ai cittadini che ci stanno ascoltando quanto importante sia il lavoro di un appartenente alle forze di polizia. Lui, libero dal servizio, stava facendo jogging lungo il canale e ripeto, poteva anche dire chiamo i soccorsi e attendo, e aspetto. Ma ha capito che probabilmente la persona che era a bordo dell'autovettura magari non usciva, e in quei frangenti c'è il poliziotto, quello che noi diciamo, è chiamato a decidere in istanti, non in mesi, in anni. Il poliziotto è chiamato anche durante il servizio a gestire le emergenze e a decidere cosa fare. Cosa faccio, cosa non faccio. Ecco, questa è l'importanza, è giusto evidenziare l'importanza del lavoro che fanno poi anche gli appartenenti alle forze di polizia. Ecco, ripeto, questo lo sottolineo sempre perché poi gli avvocati, la burocrazia è chiamata a decidere, ma sulle carte, e hanno mesi e mesi di tempo. Invece gli appartenenti alle forze di polizia chiaramente sono chiamati, ripeto, a decidere in istanti, proprio in pochi secondi, devono decidere cosa fare. Ecco, e questo ne è l'esempio, purtroppo, che Domenico non ha esitato a cercare di salvare una vita umana. Purtroppo abbiamo visto com'è andata a finire, ma credo che questo esempio sia da un messaggio chiaro, ecco, che gli appartenenti, ripeto, alle forze di polizia rappresentano lo Stato, svolgono con passione il loro lavoro e non esitano, ripeto, anche rischiando la propria vita,
a cercare di salvare anche quella degli altri. Ecco, io per questo chiedo sempre rispetto nei confronti di tutte le uniformi, di tutte le divise, ma in questo caso parliamo di un poliziotto, ma chiedo sempre rispetto anche nei confronti, perché ultimamente passa un po' alla cronaca, no? Le aggressioni che ci sono anche all'interno del pronto soccorso, degli ospedali. Adesso si sta valutando anche di mettere dei posti fissi di polizia anche all'interno degli ospedali. Io chiedo più rispetto nei confronti delle istituzioni e comunque degli uomini e delle donne, visto che oggi è anche l'8 marzo, ma le donne, come si dice, vanno sempre rispettate ogni giorno, non solo il giorno dell'8 marzo. Io chiedo rispetto nei confronti di tutte le divise, di tutte le uniformi e di chi svolge comunque un servizio pubblico. Ecco, purtroppo spesso ci si dimentica, ma quando c'è bisogno poi queste forze di polizia o comunque apparati pubblici vengono chiamati poi a rispondere alle esigenze e a risolvere i problemi che hanno i cittadini. Certo, mentre lei parlava, Armelau, stavano andate in onda le immagini della partenza del feretro dal obitorio di Schiavonia, poi per raggiungere Anguillara. Noi torniamo proprio ad Anguillara in diretta dalla collega Valentina Visentin, perché ha degli aggiornamenti su quelli che saranno anche le presenze ai funerali di Stato. Valentina. Sì, buongiorno Lina, ci siamo spostati, siamo tornati davanti alla chiesa parrocchiale di Anguillara Veneta. Come vedete il piazzale è già gremito di persone e anche di tanti esponenti delle forze dell'ordine. È arrivato anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Padova. È un dispiegamento di forze davvero imponente, perché tra le istituzioni presenti abbiamo appena avuto la conferma che sarà presente anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario sempre all'interno, che accompagneranno il capo della polizia Lamberto Giannini per presenziare appunto ai funerali di Stato di Domenico Zorzino. Una notizia proprio arrivata pochi minuti fa, che ci hanno confermato appunto anche la presenza del ministro, che ha voluto essere vicino alla famiglia di Domenico Zorzino per il suo gesto davvero eroico, quello di gettarsi in acqua senza esitazione per salvare la vita al suo vicino di casa Valerio Buoso. Ovviamente vedete tantissima gente di Anguillara, molti compagni di calcio e di scuola del figlio di Domenico, perché Domenico seguiva molto l'attività sportiva del suo ragazzo, era molto partecipe alle attività del calcio junior Anguillara, e quindi abbiamo visto anche le associazioni sportive che sono arrivate a rendere omaggio al feretro di Domenico Zorzino. Adesso stanno arrivando qui anche il questore e il prefetto di Padova, ancora pochi minuti e dovrebbe arrivare il feretro per il picchetto d'armi. Si stanno preparando, vediamo è arrivato anche l'assessore regionale Roberto Marcato, e tra le autorità presenti insieme al governatore del Veneto Luca Zaia, che invece deve ancora arrivare ma che è atteso qui, insieme anche al sindaco di Padova Sergio Giordani, tanti gli esponenti anche dei sindacati di polizia. Noi per il momento vi restituiamo la linea e vi richiederemo subito di collegarci quando arriverà il feretro, così da potervi mostrare il picchetto d'onore che si terrà qui nel sagrato della chiesa parrocchiale di Anguillara. Un'altra cosa prima di darvi la linea, dicevamo tanta commozione da parte della famiglia che si è stretta al prefetto e al questore nel momento in cui sono arrivati per i saluti, e quindi è stato davvero un momento toccante l'abbraccio del questore al papà di Domenico Zorzino. Da Anguillara Veneta è tutto, vi restituisco la linea e ci risentiamo tra pochi minuti. Certo, certamente Valentina, grazie. Balbinot, toccano, impressionano, toccano il cuore, no? Queste parole, queste immagini che arrivano da Anguillara, c'è comunque anche da parte dell'amministrazione e del governo un riconoscimento, viste anche le presenze che ci saranno al funerale. È importante anche questo per dare alla famiglia un senso del valore del sacrificio di quest'uomo. Ma ritengo di sì, in questo momento diciamo che stimolati probabilmente da quella che è un lutto importante per l'amministrazione, oltre che per quelle che possono essere le famiglie e le persone che hanno una vicinanza con Domenico. Spero che si metta in campo in questo momento da parte delle amministrazioni quello che è un pensiero, e qui purtroppo rimango a quello che è il mio retaggio di sindacalista, che non sia un qualcosa che finisce senza una soluzione importante a quelle che sono le carenze che sino ad oggi hanno portato la polizia
a diventare strumento eventualmente di questa o quella politica, come quasi essere un cuscinetto a quelle che erano le deficienze che man mano si sono maturate negli anni. Noi abbiamo una difficoltà a rappresentare quali sono le carenze in questo momento. Devo dire che oggi, anche perché mi sono sentito con degli amici, c'è una grandissima vicinanza e il fatto che ci sia il ministro, oltre che il capo della polizia, piuttosto che il sottosegretario, voglia dire ci rendiamo conto che questa attività non è un'attività qualsiasi, è una parte educativa per la società, è una parte che qualche volta viene denigrata da chi probabilmente per scelte ideologiche non rappresenta sicuramente un paese che è vicino a tutte le forze dell'ordine, perché come diceva bene Mauro prima, le polizie di questo paese sono la parte importante che rende una garanzia a quello che è il paese produttivo. Se non ci sentiamo sicuri in un paese, lo vediamo tutti i giorni con quelle che sono a volte queste piccole minacce fatte piuttosto che al pronto soccorso, anche al semplice povero Cristo, perché così vorrei definirlo, che sta guidando un autobus e si sente minacciato da qualsiasi, dico, gang di deficienti, di stupidi che non hanno ben compreso quanto loro siano parte della società. Assolutamente. Armelao vuole aggiungere qualcosa in questo senso? Ha sentito, arriva anche il ministro Piantedosi, che sappiamo in questo periodo ha molte altre vicende da seguire, ma ha voluto trovare il tempo per essere ad Anguillara. Considerate che Piantedosi comunque è un uomo delle istituzioni, apparteneva appunto alla Polizia di Stato, quindi sa benissimo di cosa si parla. Infatti ho seguito anche l'intervento che ha fatto poi alla Camera. Fa piacere ovviamente avere la presenza dello Stato, del governo in questi momenti così comunque difficili anche per i colleghi che poi lavoravano insieme a Domenico. E approfitto proprio di 2 secondi per dire una cosa, mi rivolgo ai genitori, tanti genitori che hanno avuto la fortuna di avere dei figli. Di iniziare, no? Quando magari il bambino fa i capricci, che si trovano in qualche piazza, dicono stai buono se no chiamo la polizia. Ecco, stai buono se no chiamo i carabinieri, vedi lì i vigili, stai attento se non li chiamo ti faccio portare via. Ecco, tutto sbagliato. Ecco, il poliziotto deve essere un amico in più nei confronti del bambino. Ecco, quindi mi rivolgo ai genitori di non dire se non fai il bravo chiamo la polizia, perché sennò il bambino cresce come con l'idea che il poliziotto è quello che ti viene a prendere se fai il cattivo, o meglio, da una parte potrebbe essere anche giusto, però dall'altra è un messaggio sbagliato che arriva ai bambini giovani. Forse il giusto, lascio non il la cattivo. linea perché vedo che è in arrivo. Non so se sia in arrivo, se ne immagini forse di questa mattina, sa, dell'arrivo del feretro, credo. Bravissimo, bravissimo, ha fatto bene, ha fatto bene. Cosa voleva aggiungere Gino su questo ragionamento? Ha ragionissimo sul fatto che a volte ci sono questi modi di rappresentare quelle che sono le persone che sono deputate, vuoi per professione, vuoi per scelta, a gestire quello che è l'ordine in questo paese, come fossero i cattivi di quel momento. In realtà è una persona giusta, una persona che dopo, devo dire, non vorrei che qualcuno se ne lamenta poi, che non ho rappresentato anche che quella famosa pecora nera, 1 su 100.000, può avere anche qualche defiance in quel momento. Ma noi siamo quelli che per tanti anni, io e per tanti anni spero da qui a venire per tutti gli altri, siamo quelli che respingono quelle che sono le ingiustizie e tentano di portare quello che è la parte giusta di questo paese anche verso questi ragazzi che domani saranno quelli a pagare a noi una vita sociale serena. Certo. Allora andiamo a rivedere purtroppo i tragici minuti in cui sono stati ritrovati venerdì scorso i corpi di Domenico Zorzino e Valerio Buoso, lo ricordiamo ancora abbracciati, no? Per cui anche quello... Leggevo oggi molti colleghi che hanno sottolineato come anche questo sia stato in qualche modo di consolazione a entrambe le famiglie, ecco, il fatto che abbiano avuto un compagno in quel momento drammatico, ecco, mettiamola così. Chiedo alla regia proprio di mandare in onda il servizio relativo alla tragedia che si è appunto consumata venerdì ad Anguillara al ritrovamento dei corpi. Allora, sono stati ritrovati entrambi a una decina di metri a valle di dove avevamo ritrovato l'autovettura e il poliziotto ancora tratteneva l'anziano, l'aveva proprio
preso come è previsto prendere per soccorrere una persona. Non l'ha mollato. È un'immagine straziante quella che si sono trovati davanti i soccorritori che hanno appena ritrovato i corpi senza vita di Valerio Buoso e Domenico Zorzino e racconta gli ultimi istanti di una tragedia immensa che ha stravolto il piccolo comune della Bassa Padovana. Il poliziotto è morto nel disperato tentativo di riportare a riva l'anziano vicino di casa. Era riuscito ad estrarlo dall'abitacolo, ma le fredde acque del Gorzone non hanno lasciato scampo ad entrambi. Il ritrovamento dei due corpi è avvenuto pochi minuti dopo mezzogiorno, mentre la squadra dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Venezia stava perlustrando un tratto di fiume 10 metri a valle rispetto a dove era stata vista inabissarsi l'auto di Valerio Buoso. Un urlo e le speranze che crollano definitivamente. Sull'argine le famiglie capiscono tutto. Domenico Zorzino e Valerio Buoso sono ancora uniti in un abbraccio. I Vigili del Fuoco non hanno mai interrotto le ricerche nel tratto di Gorzone che arriva fino alle chiuse di Cavarzere. Ieri la corrente era forte ma il fondale del fiume è fangoso. La visibilità scarsa, tanto che è stata impiegata anche un'imbarcazione dotata di un particolare sonar. In volo si è alzato più volte anche l'elicottero Drago, fino a quando i corpi non sono stati avvistati, 24 ore dopo la tragedia. Valerio Buoso, 75 anni, ieri verso l'ora di pranzo era alla guida della sua auto. Stava percorrendo la strada arginale di via Camatte per guardare i campi di famiglia. Domenico Zorzino, 50 anni, poliziotto del reparto prevenzione crimine della questura di Padova, libero da servizio, invece stava passeggiando con i suoi due cani. Ha visto la scena e ha agito. Prima ha allertato i soccorsi e poi si è buttato in acqua, un gesto eroico che gli è costato la vita. Ecco, questo è il servizio che aveva realizzato di cronaca la redazione di Padova. Naturalmente c'erano stati nell'immediato delle reazioni subito di grandissimo cordoglio da parte delle autorità. Andiamo a vedere il servizio con la sindaca di Anguillara e i rappresentanti della polizia e della questura in seguito al recupero dei due corpi quel giorno. Vediamo. Ha dato la sua vita per tentare di salvare una persona, ma Domenico era così e voglio dire innato, faceva il lavoro, faceva il poliziotto e aveva dedicato la sua vita per salvare la vita delle altre persone e l'ha messa a rischio e purtroppo non è andata bene. Alessandra Buoso, sindaco di Anguillara Veneta, conosceva Domenico Zorzino per il suo impegno in parrocchia e nelle attività del comune e conosceva bene anche Valerio Buoso, che era cugino di suo papà. Il suo dolore è il dolore di un'intera comunità di poco più di 4.000 anime racchiusa tra le sponde dei fiumi Adige e Gorzone, dove tutti si conoscono. Un senso di comunità che si è visto anche nel gesto eroico del poliziotto Domenico, che si è gettato senza indugio per salvare il vicino di casa. Per questo il sindaco sta pensando di indire una giornata di lutto cittadino nel giorno in cui verranno celebrati i funerali. Sicuramente è una situazione drammatica per il paese e penso che prenderemo gli opportuni provvedimenti. Purtroppo però rimane la tragedia, rimane quello che è successo, rimane il dolore e il dolore di una comunità intera. Sull'argine del Gorzone, 2 famiglie distrutte e per Domenico anche tutti i colleghi della questura di Padova che hanno collaborato alle ricerche dei 2 corpi. Domenico era un bravissimo poliziotto, era un amico fidato ma soprattutto un marito e un padre esemplare che lascia una famiglia nello sconforto, nel dolore più profondo, così come tutti noi. Lui era in servizio dal 1996 al reparto prevenzione crimine del Veneto e i colleghi che hanno lavorato con lui più da vicino lo ricordano come un lavoratore sempre preciso, attento, una persona sempre molto disponibile. Questo naturalmente è il ricordo della sindaca e della responsabile delle relazioni esterne, abbiamo visto, della questura. Torniamo ad Anguillara a collegarci con Valentina Visentin, se è possibile ripristinare il collegamento, ecco, perché deve avere con lei vicino proprio il vigile del fuoco che ha trovato. Vai Valentina, a te la linea.
Sì, Lina, buongiorno. È appena passato perché purtroppo noi siamo stretti in un'area riservata alla stampa, quindi è un po' difficile per noi avvicinare le autorità proprio perché siamo messi qui, però abbiamo appena visto passare. In questo momento sta passando, la prego di inquadrarla al Cristian Roque Allende, la senatrice Elisabetta Gardini che sarà presente alle esequie, quindi l'abbiamo appena vista arrivare, ma pochi minuti fa è appena passato qui il comandante dei Vigili del Fuoco di Padova, Cristiano Cusin, il comandante dei Vigili del Fuoco che ha trovato i corpi e che per primo ci ha dato la conferma sabato lungo l'argine del ritrovamento dei corpi di Domenico Zorzino e Valerio Buoso abbracciati. Il comandante Cusin, Cristiano Cusin, che era commosso quel giorno, ha pianto perché ci ha raccontato della scena struggente dell'abbraccio e l'abbiamo visto commosso attraversare pochi istanti fa il sagrato della chiesa, quindi per partecipare anche a lui insieme a alcuni esponenti del corpo dei Vigili del Fuoco alle esequie di Domenico Zorzino. Quindi abbiamo visto anche una grande partecipazione della politica perché appunto è appena arrivata la senatrice Elisabetta Gardini, l'assessore regionale Roberto Marcato, sta passando il vicario del questore di Padova e siamo in attesa perché tra pochi minuti dovrebbe arrivare anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Intanto vedete i poliziotti che si stanno preparando per il picchetto d'armi, che è un momento solenne e molto ufficiale, uno dei massimi onori per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Questi sono gli ultimi aggiornamenti che vi possiamo dare, veramente mancano pochi minuti e qui dovrebbe arrivare il feretro che si muoverà dalla palestra comunale dove eravamo prima noi e percorrerà a passo d'uomo in un corteo solenne accompagnato dalle moto della polizia stradale, transiterà appunto nella via principale di Anguillara e arriverà qui per il picchetto d'onore. Vi confermiamo, come vi avevamo detto pochi minuti fa, la presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, accompagnato dal sottosegretario e dal capo della polizia Lamberto Giannini. Da Anguillara Veneta è tutto, siamo pronti poi a chiedervi la linea quando arriverà il feretro. Certamente Valentina, grazie mille. Ecco, Balbinot, prima parlando tra me e lei diceva, ha compiuto il suo dovere di soccorso fino in fondo in questo abbraccio con l'anziano. Sì, la condizione in cui sono stati trovati rappresenta quello che è stato fatto da persona che anche sotto quell'aspetto aveva una sorta di professionalità, quindi era in grado di agganciare nel modo opportuno la persona, portarla in salvo, e ci sono addirittura indiscrezioni che parlano di una vicinanza alla riva con dei segni della mano, però ripeto sono indiscrezioni, non vorrei diventassero una cosa. Quindi lui ha fatto tutto quello che doveva essere e così come hanno detto sembra incredibile ma l'hanno trovati ancora abbracciati. Era una cosa che ha dato molto da pensare a chiunque, ha detto ma solitamente quando ti impressioni, prendi paura, ti accorgi di non essere al limite e molli. Lui non ha mollato, è una cosa veramente importante. Ritengo con una certa presunzione che debba essere considerato vittima del dovere, anche se in quel momento si trovava fuori da quello che è la sua attività di servizio. Quindi ha una volta in più dimostrato quanto il suo dovere l'abbia chiamato a questo esercizio in quel momento. Ecco, ha introdotto un tema che volevo sottoporvi in quanto sindacalisti della polizia, Armelao, cioè ci sono riflettori accesi, molte autorità, lo vediamo per questi funerali di Stato, un riconoscimento agli stessi funerali di Stato della grandezza del gesto di quest'uomo, ma quando si spegneranno le luci su questa vicenda e l'attenzione verrà rivolta altrove, il suo gesto verrà riconosciuto in qualche modo, può essere riconosciuto anche tangibilmente. Questo giovane padre di famiglia lascia comunque una compagna, lascia un figlio di 17 anni. Io credo che abbia tutto il diritto di essere riconosciuto come vittima del dovere. Ecco, quindi spenti i riflettori di questa giornata, la famiglia poi, ma anche credo i colleghi sindacalisti che dovranno cercare poi di tutelarlo, dovranno iniziare appunto quella parte burocratica che purtroppo fa parte del nostro paese, ma io credo che sia doveroso insomma, il riconoscimento di vittima del dovere. Ecco, credo che non ci sia adesso bisogno di fare ovviamente discorsi prettamente diciamo, sindacali interni nostri, certo. Ma credo che la famiglia
debba essere ben consigliata appunto per intraprendere questa iniziativa. Poi c'è anche un'associazione che si occupa, la Fervi Credo, che si occupa da anni di tutelare appunto gli appartenenti alle forze di polizia che siano stati vittime del dovere e anche della criminalità, non sempre che ovviamente sia seguita la morte del collega, ma anche un ferimento in servizio. Quindi avremo tutta la possibilità poi di dare qualsiasi tipo di supporto alla famiglia, però credo sia doveroso, ripeto, ma credo che una persona che, al di là adesso che Domenico fosse un poliziotto, è chiaro che ha innata la questione di salvare una vita umana, ma credo che qualunque cittadino altruista, visto che anche proprio l'altro giorno anche il governatore Zaia ha detto che un veneto su 5 svolge attività di volontariato. Quindi questo è un esempio del popolo che abbiamo nel Veneto, ma non solo, credo in Italia. Credo che qualsiasi persona probabilmente si sarebbe anche gettata nelle acque gelide. Chiaro che persona che sapesse anche nuotare, ovviamente, perché se una persona sa che non può nuotare è chiaro che probabilmente non si sarebbe gettata in acqua. Però ripeto, credo che la vittima del dovere sia doveroso, in questo caso sia doverosa, perché appunto un appartenente alle forze di polizia non ha esitato a mettere a rischio la propria vita per un gesto di altruismo, insomma, nei confronti di una persona che stava visibilmente annegando e forse anche in difficoltà. Poi Armelau, dicevamo, nelle piccole realtà dei nostri territori forse è ancora più sentita questa solidarietà, questa necessità comunque di tentare di fare qualcosa, fatalità. Paese di 4.000 abitanti, ho sentito prima il sindaco, insomma, un paese di 4.000 abitanti si conoscono tutti, quindi è una comunità che credo ci sia anche le associazioni in un paese così di 4.000 abitanti, credo che si conoscano tutti tra di loro, quindi figurati, magari anche Domenico avrà sicuramente riconosciuto l'autovettura del vicino di casa, quindi motivo in più che poi l'ha spinto a far di tutto per salvarlo. Insomma. Sì, lo conosceva Mauro. Sì, lo conosceva, esatto. Vero Balbinotto, esatto. Sì. Allora, noi chiederei, naturalmente sempre pronti a tornare ad Anguillara per l'arrivo del feretro, chiederei alla regia di mandare in onda proprio il servizio che rappresenta il dolore delle famiglie e anche le parole del parroco che celebrerà tra pochissimo le esequie. Vediamo il servizio appunto relativo a questo con l'intervista al parroco. Una corona di gigli bianchi e iris viola sull'argine del Gorzone, dove sabato sono stati ritrovati i corpi senza vita di Valerio Buoso e Domenico Zorzino, il poliziotto che si era gettato in acqua per cercare di salvarlo. La famiglia del pensionato non si dà pace, si sente in colpa con la famiglia di Zorzino. Io ho assistito tra l'altro nei giorni scorsi, nella giornata di venerdì e di sabato, alle ricerche lungo l'argine, a questo momento struggente in cui sono stati trovati i corpi dei nostri due amici e al momento in cui assieme a Don Ulisse proprio abbiamo dato la benedizione. Tra l'altro assistevo anche a questo momento in cui il figlio di Valerio voleva chiedere scusa alla famiglia di Domenico. La famiglia diceva non devi chiedere scusa di niente perché è un gesto che Domenico davvero ha sentito di fare, quello di fare di tutto per salvare la vita per una persona che aveva bisogno. Le due famiglie domenica si sono parlate al telefono, si sono strette in un abbraccio a distanza, unite nel dolore. La moglie del poliziotto ha cercato di consolare il Buoso spiegando che Domenico era fatto così, sempre pronto a soccorrere il prossimo. Un gesto che lo ha portato già in paradiso, ha detto Don Giampaolo, parroco di Anguillara, che in questi giorni sta confortando le due famiglie. Non oso pensare che non sia già in paradiso chi dona la sua vita per il proprio fratello, chi ha fatto proprio come Gesù che sulla croce è morto per salvare tutti noi e Domenico ha fatto proprio questo, non ha avuto timore di affrontare il rischio della morte proprio per aiutare una persona che era in difficoltà e quindi ci rimane davvero questo gesto di altissimo valore umano, anzi un valore divino potremmo dire. Venerdì pomeriggio Domenico Zorzino, libero da servizio, stava passeggiando sull'argine del Gorzone con i suoi due cani quando ha visto l'auto di Valerio Buoso inabissarsi in acqua.
Ha eseguito tutto secondo le regole, prima ha allertato i soccorsi, poi si è gettato in acqua. I 2 border collie sono rimasti fermi a guardare il loro padrone. Un destino beffardo, anche quello di Valerio Buoso, forse tradito da un malore alla guida. Martedì si doveva operare al cuore. E dunque davvero tutta molto dolorosa questa vicenda, purtroppo. Allora, le immagini sono sempre riferite al sagrato della chiesa di Anguillara. Dicevamo con Gino Balbinot che per supportare la famiglia i poliziotti stessi, la base, diciamo, si è attivata. In che senso? Quasi più che non per supportare la famiglia, quanto proprio per uno spirito di iniziativa che non può non esserci nel momento in cui perdi un amico, un caro, un collega. L'hanno fatto mettendo delle piccole urnette dove inserire dei soldi per fare appunto una raccolta di fondi che potrebbe in qualche modo supportare quella che è la lentezza burocratica nel riconoscere poi in maniera definitiva quelle che sono le sostanze che servono per mandare avanti la famiglia. Questo diciamo sono del parere che verrà velocizzato tutto, che tutto andrà nel migliore dei modi e che quella che è la mestezza nell'accettare questo fatto da parte della famiglia ha permesso che loro non volessero che ci fosse nulla. I colleghi l'hanno fatto proprio di sponta dicendo ma perché no, perché non sentirci vicini anche con quello che ritenevano essere un qualcosa di doveroso al fratello, all'amico, al collega che da sempre avevano condiviso con lui quelle che erano le attività di polizia. Ecco Armelao, perché c'è questo spirito di corpo che naturalmente caratterizza anche la Polizia di Stato e di fronte a una famiglia che resta così precocemente senza una delle colonne, insomma il papà, e di fronte a un figlio di 17 anni è inevitabile che ci sia questo moto di solidarietà. Sì, ma qui ci si mette in moto tutti a partire proprio dai colleghi che lavoravano poi con Domenico fino a finire a tutte le rappresentanze sindacali. Ecco, ci si unisce per aiutare la famiglia proprio in questi primi mesi di difficoltà, perché sappiamo che per quanto si possa fare magari in maniera celere la parte di burocrazia, come dicevo prima, è chiaro che la famiglia non vive di aria, quindi qui c'è una forma di solidarietà che da sempre contraddistingue all'interno la Polizia di Stato e come sempre tutti i colleghi faranno la loro parte per aiutare subito la famiglia, la moglie di Domenico e il figlio di 17enne, appunto per affrontare ovviamente le prime emergenze, ecco, che si dovranno affrontare chiaramente purtroppo nei primi mesi quando accadono queste cose ovviamente tristi. Ecco, quindi noi ci saremo, daremo tutto il supporto e io spero di incontrare poi anche, di trovare poi anche la moglie e il figlio, magari per dire insomma se volessero magari qualche giorno trascorrerlo anche qui a Sottomarina, dove ovviamente hanno un sindaco che è un collega del marito. Insomma, io mi metterò a disposizione anche della famiglia, insomma, però poi, ripeto, tutti i sindacati in questi momenti così difficili si uniscono, fanno fronte unico, poi la solidarietà dei colleghi poliziotti sia sempre veramente contraddistinta in queste difficoltà, insomma, in questi momenti così tragici poi per la famiglia. Certamente. Andiamo da Valentina Visentin perché c'è forse qualche movimento che prelude all'arrivo del feretro. Non so se Valentina mi senta. Sì, buongiorno Lina, parlo piano perché ovviamente qui c'è silenzio, si è interrotto il rosario, abbiamo visto i poliziotti che si stanno preparando per il picchetto d'onore, è arrivato anche un generale dei carabinieri, le macchine della polizia che si stanno preparando, quindi credo che tra pochi minuti il feretro di Domenico Zorzino arriverà qui davanti alla parrocchia. Ovviamente quando arriverà resteremo anche noi in silenzio per mostrarvi con la potenza delle immagini questi momenti davvero solenni, ma anche di grande dolore, di grande raccoglimento di un'intera comunità che qui si è stipata fuori, all'interno e anche fuori della chiesa di Anguillara Veneta. Come vedete i poliziotti sono già tutti pronti per il picchetto d'onore e vediamo che stanno arrivando, ecco, sta arrivando il papà di Domenico Zorzino accompagnato dalla moglie, quindi, e anche
da alcuni familiari. Il papà di Domenico Zorzino, che sabato è sempre stato lungo l'argine, non ha mai smesso di aspettare e di sperare che il figlio potesse essere recuperato sano e salvo. La famiglia Zorzino sta arrivando proprio in questo istante, vi lasciamo alle immagini. Questo è il papà Giovanni, papà di Domenico Zorzino, che sta entrando in chiesa accompagnato dalla moglie. I familiari sono qui posizionati davanti a noi e appunto osserveranno il momento del picchetto d'onore. Valentina, immaginiamo che il feretro stia davvero arrivando a istanti, a momenti. Sì, mancano davvero pochi minuti, Lina. Io devo stare anche un po' parlo piano, come ti dicevo, e mi alterno momenti di silenzio proprio perché appunto stanno arrivando tutti i familiari, è il momento del raccoglimento. Adesso ancora pochi minuti perché vediamo che c'è anche movimento più in fondo al piazzale, quindi con le autorità che si stanno schierando e preparando. Noi parliamo noi da studio allora, perché comprendiamo anche la necessità di discrezione noi quando partecipiamo a questi avvenimenti, per permettere a tutti di vederli, ma soprattutto per testimoniare quella che è l'importanza di questi avvenimenti. Cerchiamo di farlo naturalmente con tutta la discrezione e l'umanità possibile. Gino, sono momenti che penso insomma facciano tornare a tanti pensieri che si hanno durante la propria carriera, questi, no? Quante volte si ha paura di incorrere in situazioni di pericolo, qualcosa che non ti faccia tornare a casa la sera, perché purtroppo infortuni sul lavoro ce ne sono tanti, ma il vostro è un lavoro che purtroppo è più esposto. È un bagaglio che tu comunque condividi con te stesso, con quella che è la scelta che hai fatto da giovane. All'inizio forse la vivi un po' meno in maniera preoccupante perché l'incoscienza dell'età giovanile ti permette di farlo, però poi, così come appunto facevi riferimento tu, quello spirito di sacrificio che ti aiuta a crescere e a diventare veramente con uno spirito di corpo che domani ti aiuta a pensare in questi momenti che è difficile trattenere quella che è l'emozione, quello che è il pianto, che qualcuno vorrebbe rendere uno sfogo importante a quello che è un qualcosa che dentro di te ti logora per tutta quella che è l'attività che tu svolgi. L'intervento io l'ho fatto per tutta la vita, quello che di procurare quello che può essere il rischio durante l'intervento, o meglio di cercare di evitarlo, ma che comunque c'era dentro quella parte là. È un qualcosa che, se vogliamo, ti nobilita. Io credo che i giovani devono imparare quanto bello sia mettere in gioco la propria esistenza dentro quelle che sono le regole di un paese. Se così riusciamo a fare, in qualche modo riportando i giovani a un pensiero che è quello importante, siamo tutti componenti di questa benedetta società della quale dobbiamo condividere debiti e crediti. Se riusciamo a fare questo, credo che si possa ripartire. Quando si parla di far ripartire il paese, ritengo che si possa prendere un esempio importante da quelli che sono le persone che mettono in gioco la propria vita per un altro. In questo caso è proprio il caso emblematico. Se vogliamo convivere con noi stessi nel rispetto degli altri, bisogna pensare che al limite della nostra vita si possono fare anche queste scelte importanti. Certamente. Armelao, vedendo anche queste immagini, ci si immedesima, si entra un po' nei panni degli altri in situazioni di questo genere, in sforzi, sacrifici di questo genere. Penso sia anche un po' un brivido che corre sulla schiena per chi naturalmente è in strada, è tra la gente, è operativo ogni giorno. Sono momenti, chiaro, che fanno riflettere, però credo che quando i colleghi salgono su una volante, comunque su una macchina della polizia, o quando corrono per andare a fare gli interventi, non pensino poi a quello che può accadere, no? Delle volte quando ci si parla anche tra di noi, si dice l'unico pensiero che hai quando corri per arrivare in fretta dove c'è stata una richiesta di aiuto
è quello di cercare di non far male a nessuno. Ecco, è un pensiero comune che si ha, proprio quello di non far male a nessuno, perché sappiamo poi che ti trovi anche indagato magari su qualcosa che è stato fatto e magari non volontariamente. Quindi, ripeto, questi momenti fanno riflettere e mi fanno capire ancora tante cose, vedere tutti quei colleghi, perché molti che sono stati inquadrati li conosco personalmente. E vi ringrazio anche dell'opportunità che date a me e anche a Gino di poter parlare di noi, di poter parlare delle forze di polizia, in questo caso della Polizia di Stato, e vi ringrazio anche di essere presenti sul luogo del funerale, così anche la gente da casa possa partecipare, ecco, seppur da distanti, anche a questo funerale del collega. Ecco, non mi viene neanche da aggiungere altro, perché ce ne sarebbero tante cose da dire, ecco, sul lavoro delle forze di polizia, però ripeto, questo credo non sia il momento, questo penso sia un momento di ricordare il collega che ha dimostrato, come dicevo prima, un gesto d'altruismo non comune, ripeto, però questa è ancora una volta, l'ennesima volta, per dimostrare come svolgono il loro lavoro con passione, con amore, insomma, i poliziotti, ecco. E non solo i poliziotti, ma anche i carabinieri, i finanzieri, però in questo caso parliamo ovviamente di un collega della Polizia di Stato. Ecco, vedere tutta quella gente che si stringe attorno comunque alla famiglia. Poi ho sentito anche dal vostro servizio che era un collega che era anche attivo poi nella parrocchia, quindi l'amore proprio per il proprio paese, per la propria città. Mi auguro anche che il Ministero, se ovviamente il figlio vorrà, possa anche pensare di farlo anche entrare nella Polizia di Stato. So che ci sono delle procedure riservate agli orfani dei poliziotti, quindi mi auguro che si possa anche prevedere questo per il figlio, insomma, ovviamente se idoneo al servizio e se anche il figlio lo vorrà. Certo, il figlio che potrà solo che essere orgoglioso del gesto del proprio papà, e anche la moglie di aver sposato un grande uomo. Certamente, ma penso poi anche che questa dimostrazione di vicinanza delle istituzioni, della Polizia di Stato, naturalmente anche visivamente, no? Anche per il figlio, sia un valore aggiunto nel ricordo di questa terribile, naturalmente, situazione, di questo avvenimento molto doloroso, ma nel ricordo della memoria di questo papà che è stato salutato da eroe, lo possiamo dire, anche se è una parola un po' abusata in questo modo, no Gino? Beh, credo che spetti a me in questo momento in diretta ringraziarvi per un semplice fatto, non solo per quello che in qualche modo il figlio vede come vicinanza, ma anche per tutti i poliziotti e i carabinieri. Eccoli. Stanno arrivando. Vedo un lampeggiante. Sì, esatto. Vediamo se Valentina è collegata e se ci parla dell'arrivo del feretro. Sì, Lina, siamo collegati. Siamo collegati, Lina, perché sono i momenti cruciali. Stanno arrivando le autorità, le campane stanno suonando, quindi pochi minuti arriverà anche il feretro. Adesso cerchiamo di capire quali sono le autorità che sono arrivate per prima. Molto probabilmente, ovviamente, il questore di Padova dovrà accompagnare il ministro e il capo dello Stato. Ipotizziamo che sia questo l'ordine di entrata e di arrivo, perché poi ovviamente le autorità dovranno assistere al picchetto d'armi, il picchetto d'onore qui davanti alla chiesa. Quindi vedete le immagini che sta raccogliendo il collega Cristian Roque Allende, lo vediamo. Stanno arrivando le autorità, il prefetto, vedo il prefetto di Padova, Raffaele Grassi, il ministro degli interni, eccolo qui, Matteo Piantedosi, che sta facendo proprio in questo momento ingresso nel sagrato della chiesa. Ecco il picchetto d'armi. Noi stiamo in silenzio, c'è anche il questore di Padova e il capo della polizia, Lamberto Giannini, che è accompagnato dal questore di Padova. Eccolo qui, lo sta inquadrando in questo momento Cristian Roque Allende, il questore di Padova, e il capo della polizia Lamberto Giannini. Quindi una volta arrivate le autorità sarà il momento del silenzio e del picchetto d'armi e d'onore per Domenico Zorzino.
È arrivato anche il comandante della polizia stradale, stanno arrivando i familiari, ecco la moglie Sabina di Domenico Zorzino e il figlio, accompagnati e seguiti da uno dei fratelli di Domenico. Ecco l'arrivo di tutti gli altri familiari. Le campane stanno suonando, segno che la funzione, i funerali di Stato inizieranno veramente tra pochi minuti. L'auto con il feretro di Domenico Zorzino dovrebbe aver già lasciato la palestra comunale. È davvero un tratto molto piccolo, molto breve, quello che separa la palestra comunale alla chiesa di Anguillara. D'altronde questo è davvero un piccolo comune incastrato, abbracciato dal fiume Adige, dal fiume Gorzone. 4.000 anime, qui si conoscono tutti e quindi potete immaginare la portata di questa tragedia per questo comune. I poliziotti si stanno preparando per l'arrivo del feretro, quindi noi restiamo collegati per mostrarvi appunto questo che sarà uno dei momenti più commoventi e toccanti di quest'ultimo saluto a Domenico Zorzino. Poliziotto del reparto prevenzione crimine, da oltre 30 anni in servizio alla questura di Padova, da sempre residente qui ad Anguillara, quindi davvero molto conosciuto, molto impegnato nella parrocchia e nelle attività sportive di questo paese. E ce lo ha raccontato con grande commozione la stessa sindaca di Anguillara, Alessandra Buoso, nei momenti in cui i due corpi venivano ritrovati. Domenico era davvero una persona molto impegnata qui nel comune, nelle attività parrocchiali e nelle attività sportive. C'è anche tanta commozione tra i colleghi di Domenico Zorzino, che abbiamo visto alternarsi in tutte queste ore durante la Camera Ardente e a portare sostegno e conforto alla famiglia. Non hanno mai lasciato la Camera Ardente, la bara era avvolta dal tricolore, il cappello da poliziotto posizionato accanto al feretro insieme alle corone di fiori bianchi. Qui davanti alla chiesa c'è anche una corona di fiori azzurri e rossi, i colori amaranto, i colori della Polizia di Stato. Vediamo se c'è qualche novità, se c'è del movimento. Rimaniamo collegati, Valentina. Sentiamo in lontananza il rombo delle moto. Sentiamo in lontananza il rombo delle moto della polizia stradale, quindi eccole qua, le vediamo anche, sta per arrivare il feretro, perché è preceduto ovviamente dalle motociclette della polizia stradale che stanno proprio in questi istanti arrivando davanti al sagrato della chiesa parrocchiale di Anguillara Veneta. E le macchine, le auto del reparto prevenzione crimine, il reparto in cui prestava servizio Domenico Zorzino, hanno anticipato il carro funebre che adesso proprio in questi istanti sta entrando davanti nel sagrato della chiesa, credo in retromarcia, per consentire appunto che il feretro esca e passi davanti ai poliziotti schierati per gli onori. Io adesso resto in silenzio e vedete le sciabole dei poliziotti che si stanno per alzare nel momento in cui passerà la bara. È la bara che è accompagnata da Don Giampaolo Assiso, il parroco di Anguillara Veneta, e insieme a lui ci dovrebbe essere sempre Don Ulisse Zaggia, che è il cappellano militare della Polizia di Stato. Si sta aprendo il bagagliaio e adesso la bara dovrebbe passare davanti ai poliziotti.
Sono momenti davvero solenni e vediamo i volti degli abitanti di Anguillara davvero commossi. Anche loro vogliono rendere omaggio a Domenico Zorzino per il suo gesto eroico, perché non ha esitato a tuffarsi nelle acque del Gorzone per salvare la vita, per cercare di salvare la vita, purtroppo inutilmente, a Valerio Buoso, perché entrambi hanno trovato la morte in quell'abbraccio che è davvero diventato ora un simbolo, come ha detto oggi Don Giampaolo Assiso, un simbolo di vita e di resurrezione e non di morte. Ecco i colleghi di Domenico Zorzino che si stanno avvicinando per portare a spalla la bara, il feretro avvolto nel tricolore. Sono davvero immagini toccanti. Noi adesso stiamo in silenzio perché queste immagini valgono più di ogni altra parola. Ai caduti della Polizia di Stato! A celebrare l'omelia del vescovo di Padova, Lina. Il vescovo di Padova ha benedetto la bara che adesso sta entrando in chiesa per i funerali di Stato. Ciao Domenico, vero eroe, uno striscione che c'è fuori dalla chiesa, tenuto da alcuni ragazzi. Ecco adesso Valentina, tante persone che entreranno, quelle che ci staranno, le altre sicuramente seguiranno la cerimonia dal sagrato, la famiglia
Ha preferito non avere la stampa, le telecamere, no, all'interno della chiesa. Noi naturalmente rispettiamo questa volontà. Abbiamo comunque voluto partecipare a questo momento importante per il nostro territorio, a questo momento molto doloroso dal sagrato, attendendo il feretro e dedicando questo spazio, no, Valentina, al sacrificio di Domenico Zorzino. Proprio così, Lina, la famiglia ha chiesto un momento di raccoglimento, di intimità. Dovremmo riuscire poi a entrare per giusto il tempo di qualche immagine, ma poi resteremo tutti fuori rispettando la volontà della famiglia che vuole vivere questo dolore privatamente. Però è stato giusto ricordare e mostrarvi questa grande commozione per rendere omaggio a Domenico Zorzino e al suo sacrificio, al suo spirito di umana solidarietà, è un sacrificio che, come ha detto nei giorni scorsi Don Giampaolo, ha ricordato quello di Gesù, perché non ha esitato a dare la sua vita per il prossimo, e veramente aver partecipato a questo dolore credo sia stato anche per tutti i nostri telespettatori un momento di grande vicinanza a questa famiglia che sta soffrendo per la perdita del proprio caro. Adesso il funerale è iniziato e appunto ciao Domenico, vero eroe. Vi lasciamo con questo striscione e con le immagini della Polizia di Stato che saluta il suo collega. Da Anguillara Veneta è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin, a Cristian Roque Allende. Noi siamo in chiusura, solo una battuta conclusiva perché sono momenti forti, no Balbinot? Sì, volevo concludere il percorso di prima, nel senso che bisogna ringraziare voi un po' perché la famiglia avrà anche quello che può essere il contributo di quello che è successo, perché in questi momenti sicuramente non ci si rende neanche conto di quello che si sta vivendo, e poi anche da parte dei poliziotti. I poliziotti a volte hanno bisogno di una vicinanza che non sempre è così sentita, a volte addirittura vengono allontanati da quello che è una visione generale di vicinanza con le persone. Vorrei toccare due punti importanti, al di là del sacrificio che è stato rappresentato appunto più volte, ma quello che ha toccato Valentina prima dicendo dove lui prestava servizio, cioè è quel servizio che ci obbliga, anche volenti o nolenti, ad essere a disposizione veramente di un qualcosa di superiore a noi. Questa scelta che lui fa non la fa per coscienza, nessuno di noi con coscienza andrebbe a morire se non proprio per quello che è questo servizio, questo qualcosa che cresce con noi nel momento in cui si entra e ci accompagna fino alla morte da poliziotti, perché anche chi va in pensione non dimentica quello che è stato un percorso importante, lungo diversi anni, per abbandonarlo solo nel momento in cui veramente la morte ti fa pensare che non sei più parte della polizia. Certamente. Grazie a lei di queste sottolineature, ma insomma noi cerchiamo di raccontare il nostro territorio nella migliore maniera possibile, con tutta la discrezione, come dicevo, anche in questi casi possibile. Mauro Ormelau vuole concludere? Sì, no, ha detto bene Gino, intanto grazie veramente anche a voi per averci dato questo spazio, dedicandolo appunto a Domenico. Sì, quando si entra, quando si indossa la divisa, sappiamo già che si è chiamati a servire il nostro paese con onestà e con passione. Ecco, non è solo un mestiere, ecco, questa è una passione, una missione, quella che gli appartenenti alle forze di polizia devono svolgere. Ecco, però approfitto per allargare questa passione, questo servire il paese con tutti quelli che sono i servizi pubblici. L'ho ricordato prima, i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, gli autisti dei bus, anche perché sono presi di mira anche loro. Ripeto, veramente un ringraziamento a tutte queste persone che fanno grande, anche che contribuiscono a far grande il nostro paese, ecco, il nostro paese che è chiamata Italia. Ecco, io sono orgoglioso di appartenere, adesso sono un poliziotto in aspettativa per il mandato politico, ma anche quando si va in pensione, Gino, penso che un poliziotto lo rimanga per sempre. Anche quando uno è in pensione ha una visione delle cose, anche quando passeggia per la città, per la strada, che si rende conto quando c'è qualcosa che non va, perché fa parte, ti rimane dentro. La divisa è la nostra seconda pelle, ecco. Quindi diciamolo così, anche se siamo in borghese, magari anche i pensionati
Mi chiamano molto spesso anche qui a Chioggia quando c'è una buca, una strada dissestata, un lampione che non funziona, e su 100 chiamate credetemi che 70 sono anche da colleghi e da colleghi in pensione, ecco, che vivono la città e che vogliono aiutare ovviamente il proprio paese, il proprio comune, affinché le cose funzionino bene, insomma, ecco. Quindi un saluto a Domenico, che oggi ovviamente ci saluta, e una vicinanza alla moglie e al figlio, alla famiglia, insomma, di Domenico, il papà e la mamma che li avete inquadrati prima, e a tutti i colleghi di Padova, colleghi che lavoravano a stretto contatto con lui dentro quella macchina del Nucleo Prevenzione Crimine di Padova. E grazie a voi di aver accompagnato con noi queste immagini, questa diretta, con non solo il ruolo di sindacalisti ma di uomini, di poliziotti, e con tanto cuore. Grazie a Mauro Armelao e Gino Balbinot, ci uniamo naturalmente alla vicinanza alla famiglia anche noi di Media Nord-Est. Questa nostra diretta termina qui, poi nel corso dei telegiornali di questa sera naturalmente, come ha annunciato la collega Valentina Visentin, altri servizi sui funerali di Stato di cui abbiamo visto l'inizio in questi minuti. Grazie a voi, grazie ancora a chi ci ha seguito in questa lunga diretta di oggi, e alla regia naturalmente Alberto Piovesan e Alessandro Granziera che hanno consentito questa diretta. Un buon pomeriggio. Prego Gino. Grazie a tutte le donne, non solo in polizia, perché sono quelle che con noi hanno sofferto di più e sono le mamme di quelli che saranno i futuri poliziotti. Bravissima, in questa giornata merita di ricordare proprio le donne. Grazie a tutti e adesso un po' di pubblicità, arrivederci.